senza dover perdere tempo, oppure potranno rivoluzionare la ricerca scientifica, la scoperta dei nuovi materiali, potranno mantenere i nostri dati veramente al sicuro, in modo che un hacker non possa bucare e sapere le nostre transazioni bancarie, o entrare illegalmente nel nostro fascicolo sanitario e sapere ad esempio tutti i problemi che possiamo avere o non avere. E possono anche cambiare il tipo di misure che possiamo avere, perché esiste tutta una parte di sensing con dei sensori veramente sensibilissimi che riescono ad esempio a misurare i campi elettrici all'interno del cervello per avere una mappa delle zone funzionali. Ci sono tantissime applicazioni di queste tecnologie quantistiche. Quello che spero ora di farvi fare un breve viaggio su queste cose e spero anche di attrarvi verso il mondo delle professioni che si aprono con le tecnologie quantistiche, perché attualmente è possibile anche seguire dei corsi online per avvicinarsi a questo mondo, è possibile specializzarsi e i migliori talenti possono andare fuori, come se riescono a creare un'idea valida che si basa sulle tecnologie quantistiche, possono ricevere finanziamenti per creare la propria impresa. Quindi è veramente uno sbocco nuovo, un tessuto totalmente globalizzato, perché chiunque dalla periferia del mondo può accedere a delle occasioni lavorative che si trovano nei vari continenti se diventa bravo nel settore. Quindi è un investimento per il futuro. Diciamo che per voi che appunto state studiando potrebbe essere una direzione interessante, anche perché chi si occupa di questo di solito ha anche un ottimo stipendio, quindi metti caso che anche quello, diciamo, può essere interessante, oltre alla passione ovviamente. Raccontaci pure, Giuliana, facci fare questo viaggio e vediamo un poco. Prima di tutto, voi avete mai sentito parlare dei sistemi quantistici? Fisica quantistica. La fisica quantistica è un bel nome, quindi penso che vi possa interessare. Però sì, ma va benissimo. La seconda quantizzazione la lasciamo per la ricerca dei materiali, per la chimica, per tante altre cose, e chi vuole saperne di più magari anche in questo ramo può trovare pane per i suoi denti. Però allora i sistemi quantistici si basano su delle funzioni d'onda che voi non avete ancora studiato. Però allora banalizzo molto il discorso per farvi passare il concetto. Allora, ci sono questi sistemi che possono essere creati in vari modi, con cui è possibile creare l'unità logica del calcolo quantistico e anche quello che viene usato come principio primo per la comunicazione quantistica e per il quantum sensing, che è il qubit. Questi sistemi questo qubit può esprimere in probabilità contemporaneamente il valore 0 e il valore 1. Vi faccio un esempio, una moneta in rotazione. Voi avete una moneta non truccata, la lanciate e sapete che il 50% di probabilità è che cada su testa e l'altro 50% è che cada su croce. Ora, voi immaginate di poter utilizzare queste probabilità per esplorare due rami di calcolo allo stesso tempo. È molto bello ed è quello che il calcolo quantistico fa. Quindi questi sistemi quantistici a due livelli alla fine hanno queste unità logiche che durante il calcolo stanno in una sovrapposizione in probabilità di 0 e 1
poi al momento della misura, alla fine, si sa il risultato. E nel frattempo magari ho esplorato più rami della computazione. Non so se voi avete mai programmato, se conoscete una struttura di un if. Esiste appunto nella programmazione un modo di dire: se tu fai quello o esegui queste istruzioni, altrimenti fai altro. E che cosa succede? Che i processori convenzionali prendono un solo ramo, lo esaminano e poi controllano il test e decidono quale ramo percorrere. Ora, i compilatori più bravi in realtà, a quelli che vengono utilizzati per fare molto veloce le cose, esplorano i due rami e prendono molto velocemente il risultato del ramo in cui la condizione è verificata. Però i qubit questo lo fanno naturalmente, cioè se voi avete tante variabili e dovete fare un calcolo complesso che ha tante combinazioni, loro sono in grado di esplorare tutti insieme gruppi di combinazioni, ma questo anche grazie a un altro fenomeno, che è una correlazione forte che posso creare tra questi sistemi quantistici. Einstein la chiamava spooky action at a distance, cioè tu puoi mettere questi sistemi in correlazioni e poi li puoi separare, io ne do uno a te e tu parti verso qualche altra parte, e a quel punto se io agisco su uno dei due qubit per determinare il sistema, lo faccio collassare la sovrapposizione, quindi ho una misura, è come se una moneta che gira e che io lo faccio cadere e ho testa e ho croce. Allo stesso momento, senza che ci sia stata comunicazione, il qubit che ho dato a lui collassa nella stessa faccia. Incredibile, eh? E questo viene usato sia nella computazione che per la comunicazione quantistica, perché se io proteggo con questi qubit messi in entanglement un canale, se uno cerca di intercettare la mia comunicazione, io lo so perché il qubit mi collassa. Quindi può veramente rivelare la presenza di un intercettatore. In più, questi sistemi a due livelli sono molto come dire, sensibili alle interazioni con l'ambiente. Tant'è vero che si parla di rumore quantistico, di cui parleremo poi. Vi faccio un piccolo spoiler. Il rumore quantistico praticamente fa perdere via via lo stato di informazione dei qubit, perché abbiamo questi sistemi che sono sensibilissimi, che lavorano a temperature molto basse per sfruttare la superconduttività, oppure sono degli ioni intrappolati, oppure sono degli atomi neutri di cui eccito gli stati di Rydberg e li gonfio come palloncini, perché gonfio l'ultimo livello energetico. Per cui dopo un po' di tempo, siccome non siamo ancora arrivati a fare i qubit che preservano l'informazione per tanto tempo, allora perdono l'informazione. Però, essendo così sensibili, li posso usare anche come sensori. E il fatto di poterli usare come sensori è molto bello, perché riesco a registrare quello che era inimmaginabile. Ad esempio, riesco con un sensore quantistico di gravimetria, se io lo poggio sul pavimento, riesco a vedere se ci sono tubi sotto. Immaginate come sarebbero più facili i lavori stradali se uno passa con il sensore di gravimetria quantistica e dice: ah, guarda, qua sotto c'è un tubo, lì dietro c'è una massa che non conosco, che potrebbe essere magari un reperto storico, cosa del genere, devo stare attento a come scavo. Immaginate quanti soldi salveremmo avendo questi sensori. Allora, ritorniamo al calcolo quantistico. Se io ho un certo numero di qubit, posso esplorare contemporaneamente
tanti stati. Quanti? 2 alla n. Voi avete fatto le potenze. 2 alla n scala abbastanza in fretta. Se ho 2 qubit sono 4 stati, non è gran cosa. Però se ho 50 qubit fa un certo numero di stati, questi qua sotto. Se io posso esplorarli mettendo tutti i qubit in entanglement e in sovrapposizione per trovare una soluzione al problema, posso avere un vantaggio che per certi algoritmi è polinomiale, cioè va polinomialmente più veloce rispetto all'algoritmo classico più veloce che posso pensare. In altri casi è esponenziale. Allora, per alcuni tipi di problemi, questo accelera tantissimo la risoluzione. Esempio, problema, noi abbiamo ad esempio una combinazione di una bicicletta. Voi immaginate la combinazione. Cosa fa il computer classico che vuole aprire la combinazione? Cambia una cifra alla volta della combinazione e prova ad aprire, no? Se noi abbiamo un computer classico parallelo, o magari è come se avessimo più omini che cercano la combinazione, si dividono la cosa, tu ne prendi... Tutti insieme in contemporanea. Tutto insieme in contemporanea. Il computer quantistico, grazie a questa sovrapposizione di stati, riesce a creare un singolo stato entangle che corrisponde a un gruppo grosso di combinazioni. Voi potete immaginare, per riuscire a scardinare una chiave crittografica come quella RSA che viene utilizzata da molti protocolli, se uno ha abbastanza qubit può rompere tutto e riuscire a violare molti segreti. Beh, in effetti sì. Ha una potenza di calcolo mostruosa che riesce probabilmente ad avere tutte le combinazioni di cui ha bisogno fino ad arrivare a quella che effettivamente è quella concreta, quella vera. Esatto, infatti nello scenario internazionale... Scusa, si è spento Sì. Nello scenario internazionale quello che stanno facendo molti hacker è rubare dati criptati, così quando avranno il sistema quantistico magari che riesce a indovinare la chiave di crittografia, potranno decrittare molti dei segreti, ad esempio degli stati. Quindi c'è il rischio che la vostra data di nascita come password non vada bene, ma anche se fosse più complicata potrebbero anche riuscire a trovarla, non dico in maniera immediata, ma con una potenza di calcolo. È come se tu provassi a buttare giù una porta con un esercito o con una persona. Probabilmente con l'esercito alla fine ce la fai. Sì, ed è per quello che molti stati attualmente stanno investendo in crittografia quantistica che, sfruttando le proprietà del qubit, dell'entanglement, riesce a non scambiare la chiave. Lo vedremo dopo, è geniale, onestamente. Vediamolo sì, anche perché poi il tempo stringe. Sì, se vuoi okay. Andiamoci anche allora, rapidamente. Facciamo un attimo velocemente sul quantum computing. La teoria esiste da 40 anni, fior di fisici, matematici hanno dimostrato che possiamo avere certi tipi di algoritmi molto più veloci e ora stanno creando le prime realizzazioni. Come le creano? Sono realizzazioni rumorose perché sono affette dall'ambiente, dall'interferenza tra 2 qubit e così via. Però già in queste realizzazioni imperfette si riesce a calcolare un sacco. Come vengono fatte? Abbiamo i superconduttori, normalmente hai un cippettino così che viene tenuto alla base di un lampadario, di una struttura grandissima, che viene immersa in un serbatoio di diluzione con un isotopo, con un eutetico di elio 3 e elio 4, per raggiungere la temperatura di 10 millikelvin, che è una temperatura più bassa del punto più lontano dell'universo che puoi pensare. E questo perché viene fatto, questa condizione climatica, diciamo così, aiuta? Sì, aiuta perché così i
materiale di cui sono fatti questi chip è superconduttore. Quindi, essendo superconduttore, al di là delle spese per il raffreddamento, calcolare non costa quasi niente ed è molto comodo, perché se voi pensate che ora per fare intelligenza artificiale la vostra scheda a Nvidia che fa i modelli di intelligenza artificiale l'ultimo modello consuma 20 kW. Tipo, se giocate a videogames, chi di voi usa i videogames a casa? Qualcuno? Ok. Bene, con questa tecnologia potreste giocare in maniera molto più rapida. Sì, ma ad esempio molte cose che fate sono fatte con l'intelligenza artificiale. Assolutamente. Voi immaginate quanto ancora l'intelligenza artificiale può svilupparsi grazie a una risorsa così. Abbiamo detto ci sono superconduttori, ci sono ioni intrappolati, ci sono quantum dots di silicio che sono veramente delle pasticchette piccolissime. Ci sono anche gli atomi neutri che sono atomi spesso di rubidio di cui sono atomi che hanno dei livelli di Rydberg che sono quelli che hanno più coerenza insieme agli ioni intrappolati. Si può fare anche calcolo quantistico con la fotonica. Praticamente uno usa una luce polarizzata e le misure sono fatte anche sulla direzione di polarizzazione della luce. Sono tecnologie tutte molto interessanti. C'è da vedere quale vincerà la gara, quale vedremo nei robot che avremo fra 20 anni. Sono tecnologie... Una ovviamente prevarrà per tanti motivi, magari maggiore capacità di essere messa in pratica banalmente e via. E poi dove ci porti adesso? Adesso vediamo, questi sono... Ora ci sono dei computer quantistici in un sacco di punti al mondo. Anche a Bologna, se non sbaglio. A Bologna lo costruiranno più in là, hanno appena vinto un bando. Perfetto. Però ci sono in tanti punti al mondo, ci si collega online e si può far girare i propri programmi su questi computer. Basta saper programmare calcolo e studiare calcolo quantistico. Quindi, quanti di voi hanno mai avuto a che fare con il Python? È un linguaggio del momento, in sostanza. No. Allora, è un linguaggio bellissimo, è un direttore d'orchestra. Fra l'altro, il CRS4 deve organizzare a febbraio, a marzo, dei corsi online gratuiti. Per cui aperti a tutti, quindi, studenti. Sì, aperti a tutti, studenti. Bello. Siccome può essere una grande occasione per tutti e partiamo proprio dalle basi in questi corsi, sono corsi che durano poco, per dire 6 giorni, e che ti aprono un mondo. Poi tenete conto che ci sono tanti altri corsi in giro, in tanti paesi, basta masticare un po' di inglese e uno segue tantissimi corsi online per farsi un'idea se ama queste piattaforme cose. Come Coursera. Voi quanti anni avete, ragazzi, di media? 18, siete già sui 18, perfetto. Quindi potrebbe essere interessante perché poi adesso direte cosa faccio dopo il diploma? Lì chi ha le idee già più chiare, chi no. Chi nel frattempo magari si prende una specie di anno sabbatico, cerca di formarsi online, è qualcosa che si potrebbe fare piuttosto che iscriversi subito in una facoltà che magari non sentite del tutto vostra. Quello che può dare il CRS4 è un'infarinatura importante perché il discorso Python, focalizzarsi su questo tema è prezioso a livello internazionale. Cioè, tu con un know-how, la capacità di sapere che cos'è Python e utilizzarlo per lavorare negli Stati Uniti, così come in Inghilterra, in Germania, in Indonesia, fare il surfista a Tenerife in Australia e metterti a programmare, tutte cose che vi si aprono e che possono davvero avere un'influenza importante sulla vostra vita. E l'opportunità data dal CRS4 gratuitamente non è male. Sì, ma poi tenete conto che ad esempio su queste cose abbiamo anche organizzato un hackathon da poco.
in cui c'erano premi, anche se possiamo dirlo e non dirlo, c'erano anche premi in denaro, e poi uno può imparare a fare certe cose. Se le impara e ce l'ha in curriculum del tipo ho vinto tale hackathon perché so fare questo, non è più il nessuno che non può applicare alle università belle, diventa capace di fare qualcosa di interessante magari a livello internazionale. Diventa appetibile. L'hackathon è una competizione, diciamo, legata alle nuove tecnologie, all'informatica, con idee di start-up, programmazione. Quindi tu vai là, porti avanti il tuo progetto e se vinci hai un premio in denaro e poi diventi anche uno che ha vinto quell'hackathon. Per cui anche quando mandi comunque un curriculum a un'azienda o a un'università per essere accettato, loro dicono, ah, hai capito, anche, che so, il tuo nome, Maria. Naomi, è il tuo? Ok, Naomi e Nicola hanno vinto un hackathon in Sardegna, comunque hanno avuto visibilità, sono capaci, li mettiamo in considerazione, diciamo così. Ad esempio, l'hackathon che abbiamo organizzato, c'erano concorrenti tra 14 paesi diversi, nazioni diverse, intendo. Quindi era anche una pista di lancio per chi si vuol far vedere. In più, la cosa bella è che le cose che stiamo organizzando sono online, cioè anche l'hackathon uno poteva concorrere da casa sua se aveva le idee. Se vinceva bene, se no aveva imparato e poteva rigiocare in un altro hackathon, cioè sì. È un'opportunità per tutti, indipendentemente da dove vivi, basta affacciarsi al villaggio globale. Sì, no, è una bella idea, è una bella opportunità. Se avessi di nuovo 18 anni lo farei anche io, perché comunque questo tipo di struttura, soprattutto conoscere Python, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale e tutto quello che ne consegue, ti mette nella posizione preferita per poter gestire quel cambiamento ed essere interessante per le aziende e che so, inventarti una tua impresa attuale, una startup. E la verità, chi poi si occupa di questo, startupper, ingegneri informatici, sono un po' delle rock star nel mondo del lavoro, nel senso che poi vengono cercati alle imprese, quindi ti trovi a essere interessante per tante realtà. Per cui consideratela come idea. E poi i grossi fondi per le idee del quantum sono per le start-up a Berlino e lì danno i soldi veri, cioè, quindi diventati i nuovi Elon Musk in sostanza, magari senza scendere in politica, la parte precedente. Sì. Quindi col Python abbiamo possibilità di seguire questa programmazione a circuito, di cui se siete interessati vi posso tenere aggiornati. In più sappiate che facciamo anche degli incontri in cui spieghiamo le tecnologie quantistiche per il progetto Cagliari Digital Lab. Sono totalmente online, gratuiti, potete registrarvi, sentire e farvi un'idea di cosa c'è. In più parliamo di mettere al sicuro i dati. Generazione di numeri realmente casuali. Voi sapete che quando voi vi collegate alla banca o a qualsiasi identificativo unico, la vostra stringa per criptare i dati viene generata con un algoritmo che non è realmente casuale? Sono algoritmi in cui se tu dai un valore di seme, cosiddetto, replicano tutta la stessa sequenza di numeri casuali. Voi potete immaginare che se qualche hacker sa il valore del seme, può sapere tutta la sequenza e quindi ti può bucare i dati. Allora, ora quello che abbiamo, utilizzando un qubit, possiamo realizzare un generatore di numeri casuali quantistico che dà stringhe realmente casuali che non si possono bucare. Poi c'è un'altra proprietà del mondo quantistico che è molto interessante, che è il teorema del no cloning. Uno non può clonare uno stato quantistico esattamente e quindi anche questo preserva la segretezza dei dati.
E poi abbiamo già detto che con la condivisione dell'entanglement quantistico, se io ho un paio di fotoni che sono messi in entanglement, io posso individuare se qualcuno ha cercato di violare il canale da alcune misure, quindi posso proteggere le cose. Cosa si può fare? Si possono fare tante cose. Ad esempio, sapevate che in un telefonino Samsung così, però molto più costoso del mio, è stato messo un chip QRNG per criptare le comunicazioni dei capi di Stato. È un chip che appunto genera questi numeri realmente casuali per proteggere le telefonate dei capi di Stato. E questo può essere utilizzato per i pagamenti, per lo sblocco, per la generazione di OTP per cose diverse e per crittografare anche la scheda di memoria interna in modo che nessuno acceda al dato. Un'altra cosa che non sapete è che ora le infrastrutture più importanti si devono dotare della quantum key distribution, lo scambio di chiavi quantistiche. Cioè, se io devo dare un'informazione segreta a lui, normalmente quello che faccio è utilizzo una chiave crittografica e la cripto. Però lui deve sapere la mia chiave crittografica per riuscire a decrittare. Allora, quello che fanno ora i protocolli di crittografia asimmetrica, scusate. Effettivamente sì. Ok. Ok, nessun problema. Grazie di essere venuti. Dai, speriamo vi sia interessato almeno un po'. Se volete potete seguire Sardegna Ricerche su Instagram, potete contattare la dottoressa Giuliana Siddi. Giuliana Siddi Morò. Morò, come ti trovano Giuliana? Eccolo, giuli@crs4.it. Se volete. Se avete Instagram anche sigla, che sono io, così poi rimaniamo in contatto e poi speriamo di vederci alla prossima. Grazie di tutto. A voi. Sì. A voi, grazie. No, è stato bello, grazie di aver partecipato. È carino. L'hanno chiamato perché dovevo seguire, quindi sono uscito, ma mi sarebbe piaciuto molto. No, ma è molto interessante, è denso.